Marostica acquisisce dal demanio un luogo inedito, il rifugio antiaereo del Monte Pausolino. Moltissimi cittadini nemmeno sanno che sotto il colle del Castello Superiore la città di Marostica ha un rifugio, un bunker che serviva di protezione alla cittadinanza in caso di bombardamento. È un'opera importante, lunga quasi 300 metri, che finalmente torna alla città. Che stiamo parlando di un bene vincolato dal punto di vista storico, è una modalità attraverso la quale lo Stato restituisce agli enti del territorio, in questo caso quindi al Comune di Marostica, beni che lo Stato non ha più interesse a mantenere perché hanno perso la loro funzione, diciamo, pubblica. Nel dicembre del 2019 abbiamo dato alla città le mura. Questo è il completamento di quel percorso. Il Comune ha presentato un progetto di valorizzazione del rifugio che è stato ben accolto e condiviso con il Ministero della Cultura, autorizzandone così il passaggio di proprietà dallo Stato al Comune di Marostica. Adesso noi procederemo con la messa in sicurezza, con lo studio di fattibilità, la messa in sicurezza dell'opera. Una volta terminato abbiamo idee di rilancio puntando molto sul digitale. E sono cose però che voglio ancora tenere per me e per la Giunta, proprio perché vogliamo stupire proprio i cittadini sfruttando al massimo tutte le nuove conoscenze che ci sono in questo campo.